Nanedumeo, 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 su mundu ergai, assicutera, non torra mai, assicutera, non torra mai, vai! Solo uno come Dodore Meloni poteva essere contento perché lo hanno condannato a 1 anno e 8 mesi. In appello ci assolveranno, ha detto subito dopo la sentenza. La cosa importante è che ho potuto parlare in sardo. L'amore per la sua terra, per il bisogno di parlare la sua lingua, Salimba, di difendere il diritto di esprimersi così anche davanti al giudice di un tribunale dello Stato italiano, uno Stato che lo condanna per aver occupato un'isoletta. L'amore spasmodico per tutto questo è di un sardo, un cittadino di una terra mai abbastanza amata, spesso maldestramente difesa, che molto spesso difetta di orgoglio. Dodore Meloni dimostra che si può, invece, essere orgogliosi, essere sardi, parlare sardo e quindi accogliere con felicità una sentenza di condanna che si ritiene ingiusta perché c'è un bene più grande.